vita come risposta radicale ad una chiamata di amore del Signore Gesù Cristo, vissuta nell'amore per Lui, rispondendo alla chiamata di diventare sacerdote. Questa è la descrizione della vita di Monsignor Lucio Bonora nel giorno dei suoi funerali in Duomo a Treviso. Accanto ai familiari e al Vescovo Tomasi, con la Chiesa trevigiana, il Vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, e quelli emeriti di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, e di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo. Forte l'impegno nella Chiesa trevigiana di Monsignor Bonora, come in quella universale a Roma, testimoniato dalla vicinanza del Papa nei suoi ultimi giorni. In segreteria di Stato, dove ha potuto dispiegare le sue capacità e le sue conoscenze. Quanto fosse apprezzato lo dimostra tra l'altro la Santa Messa celebrata pochi giorni fa in San Pietro, presieduta da Sua Eminenza il Cardinal Parolin, e non certo da ultimo la premura con cui Papa Francesco si assicurava a Alpoli, Clinico Gemelli, delle sue condizioni di salute con intensità e con frequenza sino agli ultimi giorni. Poi il ricordo della sua gente, dei suoi parrocchiani. Ho ricevuto tante testimonianze in questi giorni, molti lo ricordano come compagno di viaggio affidabile e discreto, presente senza essere invadente, umile pur nella rilevanza dei suoi compiti. Il suo ultimo passaggio in terra trevigiana nel 2023, sempre accanto al corpo di San Pio X, al quale era molto devoto. A San Pio X ha dedicato numerosi studi e ricerche, e noi, anche in forza di questa sua devozione, affidiamo la vita di Don Lucio all'intercessione di Papa Sarto. Infine il saluto e il ringraziamento pubblico dei suoi familiari. A nome della famiglia, con gratitudine per il dono della vita di Lucio, ringrazio tutta la Chiesa diocesana di Treviso qui riunita, la Chiesa che è in Roma, tutto il personale del Policlinico Gemelli e di Casa Santa Marta, che con la loro amorevole vicinanza ci hanno accolto ed accompagnato, soprattutto in questi ultimi giorni di agonia.